solennità dell'ascensione del Signore, una delle festività più grandi e più sentite del popolo cristiano. Nella professione di fede ogni domenica recitiamo: è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Un articolo di fede che compie, completa, corona il mistero pasquale di Cristo. Possiamo dunque ben dire che la festività odierna è la festa di uno dei misteri principali della nostra fede, appunto il secondo, l'incarnazione, passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo di nostro Signore Gesù Cristo. L'ascensione al cielo è proprio il culmine, il coronamento, il completamento da quel momento in cui il bambino di Betlemme si è incarnato nel seno della Beata Vergine Maria, il Figlio di Dio si è fatto uomo, al momento in cui lo stesso Figlio di Dio torna al Padre, siede alla destra del Padre. C'è dunque nella festività odierna quasi un senso di universalità del messaggio cristiano, una dimensione che appunto completa e ci mostra con un sol colpo d'occhio il Figlio di Dio che è nato, morto, risorto, è salito al cielo per noi e per la nostra salvezza. Per questo il mistero dell'ascensione è insieme segno ed espressione della gloria in cui Cristo entra, la gloria di Dio, la dimensione della divinità, dell'eterno, e allo stesso tempo segno di quella speranza che noi tutti, proprio come Lui e dietro a Lui, ugualmente saremo innalzati accanto a Lui nella gloria di Dio. Così ci ha invitato a pregare la Chiesa proprio all'inizio della celebrazione eucaristica, nella preghiera di colletta. Esulti la tua Chiesa, o Signore, perché nel tuo Figlio, asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te nella gloria. Con l'ascensione del Signore, l'umanità tutta, ciascuno di noi, ogni uomo e ogni popolo, intravede la sua destinazione ultima, nella quale già da ora, in germe, sotto il velo del mistero, nella liturgia iniziamo a partecipare e ad entrare. Siamo tutti destinati verso la liturgia del cielo a partecipare della vita vera e piena di Dio in Cristo Gesù Signore nostro, attraverso il dono del suo Spirito. Mistero di Cristo dunque, l'ascensione, ma anche mistero e realtà dell'uomo, poiché in Cristo che sale al cielo è l'umanità che è innalzata alla gloria. E dunque la festa dell'ascensione diventa subito dopo, quasi per necessità, come l'esigenza di una risposta che non può venir meno, che non può mancare, diventa anche appello al nostro quotidiano impegno di vita cristiana. Se è vero che in Cristo che sale al cielo tutti siamo innalzati alla gloria di Dio, è anche vero che non possiamo non accogliere la missione, il compito che Cristo risorto dona ai suoi apostoli e ai discepoli dopo la sua risurrezione, proprio prima dell'ascensione al cielo. Gesù si avvicinò e disse loro, agli apostoli e ai discepoli: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, carissimi, il compito della Chiesa, l'appello all'impegno di ogni cristiano, di ciascuno di noi, collaborare proprio per mandato diretto di Cristo ai Suoi Apostoli e ai discepoli, collaborare con la Chiesa, con gli Apostoli appunto, affinché il regno di Dio si espanda e il suo messaggio di amore e di pace, il suo Vangelo, giunga fino agli estremi confini della Chiesa, della terra. Festa dell'Ascensione dunque, come celebrazione della gloria di Cristo, è nostra per partecipazione. Festa dell'Ascensione come appello al nostro impegno di cristiani nella vita e nel mondo d'oggi, ma festa dell'Ascensione anche come consapevolezza che la presenza di Cristo salito al cielo è presenza efficace, è presenza concreta, è presenza continua, è presenza universale. Nell'antica liturgia, proprio nella solennità di oggi, si compiva un rito, un gesto liturgico che era bello, significativo, suggestivo, ma aveva in sé anche una dimensione di mestizia, di rimpianto, di nostalgia. Si spegneva proprio al termine della celebrazione liturgica, si spegneva il cero pasquale, acceso la notte di Pasqua, rimasto acceso per tutto il tempo pasquale come segno visibile del Cristo risorto che illumina e guida la nostra vita, con l'ascensione che indicava un po' la fine dell'esperienza terrena del Cristo, del Figlio di Dio. Si spegneva il cielo, appunto per significare la fine dell'esperienza terrena del Cristo. Un gesto bello e suggestivo, ma che lasciava un po' quasi un presentimento nascosto, velato, ma triste, l'assenza di Cristo. Sembrava che Cristo non fosse più tra noi. Il contrario, carissimi, nel mistero dell'ascensione, se finisce l'esperienza temporale del Cristo, inizia la sua presenza gloriosa, la sua presenza efficace, vivente nei secoli, la sua presenza intima per ciascuno e sempre e dovunque e per tutti, nessuno escluso. Il Cristo che sale al cielo e siede alla destra di Dio è il Cristo della gloria, il Signore dell'uomo, del mondo e del cosmo, è il nostro Redentore. È colui che non solo col Padre ci ha creati, ma col Figlio, ma con lo Spirito ci santifica e giorno per giorno, proprio come Figlio di Dio, come Dio in noi, ci rende figli di Dio nel suo Figlio, ci rende dunque partecipi della vita vera, beata ed eterna. Sappiamo davvero contemplare nel mistero odierno questa nostra grande dignità, quell'immagine e somiglianza divina impressa dal Creatore con l'ascensione viene ravvivata. Sappiamola tenere sempre vivida questa immagine, sappiamola testimoniare con il rinnovato impegno di vita cristiana. Così sia lodato Gesù Cristo.